Nel 2013 la Italjet, produttrice di questo motorino, ha voluto fare l'anniversario della nascita della Italjet, 50 anni. Ci siamo messi in contatto e ci hanno invitato a questo raduno a Forlì. Siamo partiti in 10 con l'Italjet, li abbiamo messi in mezzo ad altri Italjet, perciò tutta la produzione Italjet era una roba incredibile, fantastico vedere tutta la produzione dagli anni 60 in poi, che inizialmente si chiamava Italmz, poi è diventata Italjet. Vi racconto una storiella un po' particolare su questo modello. Mentre era lì mi sono accorto che questo motorino qua è diverso da tutti gli Italjet Mustang che ho visto in giro. Per quali caratteristiche? Per i mozzi, che sono autolubrificanti, questi cerchioni in lega leggera col profilo da corsa, la cinghia che tiene fermo il serbatoio che in origine è in gomma, mentre questo qui in alluminio, tappo che si apre velocemente, ma altri particolari, le molle delle forcelle a vista, il tubo di scarico con la molla che serve per il raffreddamento, piccoli particolari anche del motore che c'erano che non mi tornavano. A un certo punto trovo l'occasione di avere lì Tartarini, il proprietario dell'Italjet, e gli dico: signor Leopoldo Tartarini, mi dica, questo Italjet che io non ho mai visto nessun Italjet come questo in giro ed è con questi particolari che non li ritrovo in nessun altro modello. Lui guarda, ah sì, strano, ma non le so dire adesso, però le chiamo l'ingegnere di produzione, il signor Neri. Lo chiamo al telefono: Neri, venga, pensa un po', dopo 50 anni che lavoriamo insieme ancora da lei. Neri, venga che voglio chiedere una cosa. Arriva questo Neri, un signore distinto col cappello, e fa: prova ad ascoltare questo signore qui su questo Italjet. E gli faccio notare questi particolari e a un certo punto lui rimane pensieroso per un momento e fa: sì, adesso mi ricordo. Si ricorda, signor Tartarini, quando lei è venuto un giorno in produzione e mi ha detto: Neri, dobbiamo consegnare 4 ciclomotori a Torino, devono partire lunedì. Come mai non sono pronti? Signor Tartarini, non abbiamo le gomme, non abbiamo motori. Neri, non mi frega, lunedì i motorini devono partire, si inventi quello che vuole. Cosa ho fatto? Mi fa Neri. Sono andato al reparto corse, ho preso 2 ruote dei motorini da competizione con i mozzi fusi in terra della Fontana, li ho montati su, ho preso il motore del 60 competizione che andava nei motorini da corsa con pistoni speciali, alberomotore, trasmissione primaria a denti dritti che l'avevano fabbricata solo per noi, non so, tanto per dire, la cinghia che trattiene il serbatoio in alluminio, perché nelle gare non potevi avere quella in gomma originale perché in caso di caduta il serbatoio se ne sarebbe andato, perciò sicurezza, ma anche le molle, anche lo scarico. Insomma, questo qui è uno di quei 4 motorini prototipi che sono andati a Torino. Difatti io l'ho trovato da un signore di Torino. Cavolo, ho detto, pezzo unico, chissà quanti saranno rimasti. Perciò questo è un gioiello, affezionatissimo, e in quell'occasione ho chiesto al signor Leopoldo Tartarini se poteva firmarmi e mettere il suo autografo, e qui me l'ha firmato sul parafango. Per me questa qui è un'opera d'arte e mi ha accompagnato in tanti raduni ed è diventato famoso perché è un Italjet esclusivo.